cappella filiale della Pieve di San Bartolomeo di Chiarano, la chiesa dell'Esaltazione della Santa Croce di Cessalto è attestata per la prima volta nel 1273. Venne elevata a parrocchia nel XVI secolo sotto la dipendenza della congregazione di San Salvatore di Venezia. L'attuale edificio, contornato dalle acque del Brian e del Piavon, è costituito da 7 altari. A partire dall'ingresso a destra incontriamo l'altare di San Biagio, seguito dall'altare delle Anime e infine il bassorilievo della Deposizione, un bellissimo gruppo in marmo in stile barocco, lavorato con grande finezza d'arte. Vicino al battistero, racchiuso entro un pregevole cancelletto in ferro battuto, è murata una lapide del 1576 che ricorda i membri della famiglia Bronzini di Venezia morti di peste in quell'anno. Istituito da Don Mauro Gazzelli nel 2017, il parco letterario Christus Vivit si dispone open air davanti alla cinquecentesca Villa Cristofoletti e attorno alla chiesa, recando citazioni di personaggi illustri incise su rocce. La chiesa della Natività della Beata Vergine di Campagna, figlia della Pieve di San Bartolomeo di Chiarano, passò nel 1514 alle dipendenze della congregazione di San Salvatore di Venezia, essendo già istituita a parrocchia. Nell'attuale chiesa, costruita su progetto di Luigi Candiani e consacrata nel 1963 dal vescovo Albino Luciani, è stata riportata la pala settecentesca della Madonna con il Bambino tra i santi Giuseppe, Luigi e Gaetano, mentre dalla collezione di Villa Ville di Oderzo provengono le tele del transito di San Girolamo, del riposo durante il ritorno in Egitto e di San Francesco d'Assisi che riceve le stimmate, opera minore di Gregorio Lazzarini. Sperduta nelle campagne del Basso Livenza sorge l'antica pieve di Sant'Anastasio. Sebbene ricostruita nel 1949, conserva tutto il suggestivo splendore dei luoghi sacri di antica fondazione.